Ok, allora, E4 e devo andare di Sicilian Defense, la difesa più forte che esista, secondo me. Mi piace molto la siciliana, ma non so se la giocherò mai a tempo lungo perché mm, cioè, c'è troppa teoria. Allora, qui sto facendo qualcosa di molto classico, cioè sto sviluppando così, fianchetto, gioco sulla casa D4, cavalle 7, punto a fare D5. Per chi avesse visto le precedenti speedrun, l'idea di fare D5 è molto comune nella siciliana. L'idea è rompere, intanto intervenire al centro e poi catturare questo pedone in E4, quindi rompere la struttura pedonale avversaria e avere un dominio al centro. In più cambiare quel pedone è fondamentale. Qui ad esempio riesco a farla tranquillamente. Presa. ehm, e- ed è molto buona secondo me qui la posizione. Ho visto qualcosa di simile, vi consiglio una partita che in realtà inizia in un altro modo, che però ha qualcosa di simile, che è la Thomas Aliekin, partita del 1925, che secondo me in merito è molto, molto interessante. Allora, qui sto pensando posizionalmente come potrei giocare, forse alfiere G4, con idea presa, cavallo D4, cavallo per B3, e questo pedone sarà debole. Ehm, Infatti vi dico che secondo me per giocare l'attacco Grand Prix bisogna avere una concezione diversa, cioè bisogna comunque conoscerlo bene, perché secondo me da nero è un po' più facile giocare. Come sapete, io appunto io non sono un giocatore di siciliana, ma neanche per sbaglio in realtà. Purtroppo, continuo a sottolineare il purtroppo. Comunque mi è riuscita la struttura, l'idea, quindi ho un'ottima struttura. Lui, ok, sta provando questa donna H4, che però lascia il tempo che trova. C'è già cavallo F5 la evita in due modi. In più appunto lui ha queste debolezze, abbastanza grosse. Il centro è mio e io ho i pezzi attivi. Soprattutto sono molto forte sulle case nere. Per questo dicevo è difficile da bianco giocarlo. Onestamente non credo che ce la farei ad esempio a giocarlo bene contro uno preparato all'attacco al Grand Prix senza conoscerlo. Anzi, penso che mi farebbe proprio il culo. Ehm, Qui la cosa è un attimo capire come giocare. Forse arrivato di cavallo D4. Attacco qui. Non ora, ma un giorno potrei minacciare cavallo F3. Sto cavallo è una bestia. Allora, buonasera vecchia volpe. Difese contro i 4 semplici. Ok, ora consiglio, se no poi mi sbaglio, in caso mi avrebbe questo vicino. Sì, sono di Catania, è grande che hai riconosciuto. Contattami, io sono, cioè, sono di Catania, ma insomma, è ovvio che mi può fare piacere, solo piacere fare lezioni con un siciliano in generale. No, no, ok. Magari meno con un palermitano. No, anche se in realtà ho tanti allievi palermitani. Però c'è un po' di... Ah, che cazzata. Donne 5. Donne F6. Non sono stato preciso qui. Non sono stato preciso. Mi sono un attimo distratto leggendo la chat. Siracusa. Vabbè, ma ho allievi a Siracusa però, eh. Ho allievi a Siracusa. Quindi se vuoi ci possiamo mettere d'accordo. Perché ci vado ogni tanto. Comunque, buonasera vecchia volpe. Allora, è una domanda un po' delle 100 pallottole. Ehm, Qui devo... oh no, faccio F6, mi sa. Faccio F6. Ehm, Però, mm, diciamo che fosse semplice, io ti direi o tipo la scandinava, che secondo me, anche se è un po' anticoncettuale, però è molto semplice da giocare. O qualcosa come la moderna, però con D5.
queste le potresti provare. Evita del tutto, ma proprio veramente allontanale tutte le varianti con ehm, tipo l'ippopotamo. Queste sono cose che devi evitare, o comunque il fianchetto tipo Owen, cose, anche se magari c'è poca teoria, sono cose che a gioco pratico sono davvero complicate. Comunque io non ho la più pallida idea del perché il mio avversario non si sia preso il pedone, però fatto sta che appunto ora la posizione è molto molto buona. Ehm, Minaccio, cioè semplicemente voglio ottenermi il pedone, poi gioco torre 1, torre 5, mettiamo caso, è abbastanza easy, abbastanza easy. Non c'era torre a casette? Bravo, sì, esatto. Rischiavo di perdere subito, sì. Diciamo che... Ma non leggi i messaggi? In che senso? Sì, sì, li leggo, però non ho la chat aperta. Mi devo organizzare meglio per queste cose. Comunque sì, bravo al burro. C'era... C'era dove per a casetta. No, no, non mi escono. Salve, si può giocare? In che senso? No, non mi escono mai in live, mai, mai. Se sembra è perché molto spesso faccio avanti e indietro. Aspettate, ora facciamo... La risolvo. La risolvo semplice. La risolvo molto semplice. Mm, 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 mm. Comunque in tutto questo il mio avversario non sta giocando. No, perché comunque la mia idea sarebbe quella di fare un piccolo studio, diciamo, mettiamola così. Studio scacchistico. Comunque state seguendo un po' il Tata Steel? Ditemi un po'. Una partita con me. Allora, si chiede una mia cosa che non ho mai capito. Sì, ora me la chiedi. Facciamo a fine partita, ok? Allora, lo dico sempre. Io ho fatto una volta partite con me e vi dico, ragazzi, letteralmente non mi ha cagato nessuno. Quindi in pratica, di solito, cioè, non è una cosa che faccio. Volevo farlo apposta. Cioè, fare in pratica che in una situazione determinata farò tipo scontri contro di me. Però oggi no, oggi è proprio speedrun. Comunque, come state vedendo, io sto impostando tutta la partita proprio su questa casa. Tutto sulla casa di 4. Che ragazzi, ricordatevi questo, le case sono importanti veramente quanto i pezzi. Ora, appunto, qui ho fatto una scazzatella. Non sto giocando in modo preciso, ma si è visto anche prima che mi stava sfuggendo dove per a casetta. Poi c'era qualcosa che mi diceva non farla, però non sto giocando in modo preciso oggi. Uh, uh. Va bene. Devo alzare un po' il livello. Mi sarebbe piaciuto fare una 10 minuti, peccato. Sì, sì, a fine partita. Io sì, in che senso? Cavallo C2, c'era dove per 8. Ah, tu dici... No, subito non può essere. O sì? No. Ma come qualcuno che si fa una 3 minuti? Seguiti la live! Ma io non lo so. Comunque, qui mi vuoi fare competizione, Arius? Eh, Però non mi ricordo Pietro Mario, sì cosa? Ah, che mi hai cagato forse. Sì, sì, ma comunque cioè, nel senso in pochi mi hanno cagato. Ma arriverà il momento.
Ma il mio avversario si è dopato. Il mio avversario si è dopato. Si è uscito un Tove Pev che è incredibile. C'è un cavallo Pev che è incredibile. Davvero incredibile. Qui ci sarà qualche deviazione che funziona, non ho altrimenti. Credo che devo fare cavallo F3. Perché donna per F3, vado a fare re per F6. Se mangio re per F6 ora, lui mi gioca donna H6, re F7, donna per H7 e perdo la donna. Quindi questa mi sa che è proprio l'unica. Sto pensando se possa fare altro, ma non credo proprio. Eh, ehm, Torre per E3, c'è sempre donna per H7, quindi sì, vado di cavallo F3 scacco. Ora ci vuole il momento concentrazione. Ah, giusto, non funziona mangiare la torre. Ah, ok, ok, scusa Pietro Mave. Che ne pensi? C'è qualcosa di interessante? Questo è il tuo livello di rapid... No, 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 questa è la speedrun, no, io ho un livello molto più alto di questo. È la speedrun, cioè significa che in pratica andiamo a fare delle... forse Don Matto? Non lo so, ci provo. Sono partito dall'elo minimo di chess.com per arrivare a un elo alto, il più alto possibile. Questa è l'idea della speedrun. Ehm... Non posso. Ehm... Quindi non è il mio livello, è proprio il fare qualcosa di... cioè per farvi vedere la mia crescita di livello e vedere come giocare in quelle determinate cose. Il mio account principale in realtà si chiama Rikishi su chess.com, mentre su dove per F2 c'era Rf1 comunque. Mentre su come si chiama? Su Lichess Pawn Sacrifice. No, no. Eh, Stavo guardando il torneo. Ciao, ciao, Rake. No, no, vabbè, Vidit, credo sia molto sottovaluto. Ah, è molto forte, sì. Torre 2, donna B1. Torre 2, Rf2. Credi nel materiale? Presidente. Penso fosse la citazione. Comunque, in che senso credo nel materiale? Eh, You're gonna see me shine, 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 shine. Walking on beams of light, 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 light. Oh, oh, io credo, mettiamola così, credo che il materiale sia importante, ma che bisogna rendersi conto che non ha sempre la stessa importanza. Il valore del materiale è relativo, dipende dalla posizione. E comunque Tove 2 c'era questo Rf1, avevo visto. E poi Re per 2. Sì, 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 purtroppo no, non posso andare in G1 in quel punto. Ma in che senso Riccardo Prime? Ehm... Beh, per lei l'avvocaturo. Per lei l'avvocaturo, per il gioco... non lo so, forse sempre avvocaturo. A me piace molto Sonis. Secondo me Sonis gioca molto bene. Molto molto bene. Cioè, amo il suo stile.
Alcuni sono un po' sopravvalutati, altri un po' sottovalutati. Ehm, una posizione migliore comunque. Ok, grazie della traduzione. Una posizione migliore. Mm, 6 per H5 e poi donna per F5. Ok. Così qui nel caso donna F4 e vai può andare in H5 senza problemi. Ora qui è interessante nel caso il finale. Io ci vado molto a occhio. Secondo me a occhio è vinto. Non voglio analizzare, voglio proprio considerarlo così. F5, ora qual è il discorso? Che lui, ok, fa H4. Non che questo H4 mi faccia impazzire in realtà. Vabbè, facciamo... no, H6 faccio. Perché non voglio che vada a mangiarselo. Ora dipende da cosa farà lui. Questa non mi fa impazzire, gioco B5. Non so se giocare B5. Ok, questo è per perdere un tempo. Poi questo finale è molto interessante. A6. Con l'idea di fare ora B5. Ok. La presa vince. Ta ta ta. Re G5, Re C4. Ok, vabbè, la posso fare anche dopo. La posso fare anche ora. Presa. Perfetto. Ok, l'abbiamo portato a casa. Ok, perfetto. Faccio un'altra partita, ragazzi, perché qui oggi è stato veramente un just chatting. Infatti, la gente vedeva me dire fare questi discorsi e se n'è scappata. Allora, mi chiedevate il gambetto di re, però il gambetto di re è meno probabile, diciamo, la catalana è più probabile, quindi faccio D4 e vado di catalana. Vediamo se gioca con E6. Però sì, voi siete comunque un po' stronzetti che mi cercate di mettere in difficoltà. Ma non ci riuscite, non ci riuscite. Comunque magari avessimo uno stipendio, invece la cosa triste è che purtroppo diciamo che alle volte non viene trattato bene lo scacchismo italiano perché comunque non ci sono tanti supporti, i tornei sono pochi, bisogna pagare le spese, insomma è un po' tosta alle volte, è un po' tosta. Quindi, anzi, no, ci paghiamo anche i tornei da soli e vi dico, a me ad esempio è capitato pochissime volte che di pagare. Scusa, non lo so, sicuramente è un talento che è uscito e che è molto forte. Eh, però
sono cadenze diverse, quindi sono curioso a tempo lungo. Secondo me però sicuro 2007. Sicuramente 2007. Ti hanno preso lo sotto per i piedi di balsa. Aspetta, perché? Spiegamela. Perché mi hanno preso per lo sotto dei piedi di balsa? Perché ho detto... I piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Io capisco le citazioni delle canzoni, però non ho capito in che contesto me l'hai detta. Potrei fare cavallo per 10 intermedia? No. Comunque, comunque, per partecipare, per andare al torneo, proprio per fare il tutto, sì. Questa è la cosa. Comunque io nel mentre sto lottando per il centro, questo pedone 5 più o meno, insomma così e così, non siamo in una catalana vera e propria, se leggete qui c'è scritto pseudo catalan perché... Ah vero non leggete perché è tagliato. Vabbè, pseudo catalan perché è una catalana, diciamo, la catalana sarebbe in realtà solo quella determinata variante. Quindi, cioè solo con E6, alfiere 7 o alfiere F4. Eh, Faccio questa mossa sottile che minaccia alfiere H7 nel caso di presa del pedone, quindi vado a giocare sull'attacco di scoperta. Il mio piano in realtà è quello di fare F4, andarmene indietro e poi fare donna C2. Tendenzialmente a questo stavo pensando. Ok, lui ci ha cascato. E già, diciamo che qui è finita un po'. Ah, no, fiducia lo disintegra Moroni, ma nel senso, non per male, ma è così. Ok, ok. Sì, sì, esatto, esatto, mi vogliono mettere in mezzo. Ehm, Vabbè, ho cambiato le donne, ora giocherò torre 7 la prossima. E poi, insomma, finita. Però bella citazione, Matoni. Vitello dai piedi di balsa, inventore di una storia falsa. Tutto sotto, tutto sotto. Ma ragazzi, vi faccio un sondaggio per quelli che ci sono. Questo orario come streaming è un orario che vi piace? O pensate secondo voi che di sera, anche per l'esperienza che avete visto, ci sia più possibilità di gente che segue gli streaming? Ditemi un po'. Per me, come giocatore in realtà sono più o meno pari, però giri... mm, cioè secondo me... cioè, è al suo apice. Fiducia forse no, probabilmente no. Voi di sera pre-cena o dopo cena? Cioè, secondo voi l'orario migliore per una streaming? Fatemi fare questo sondaggio di servizio. Forse dopo cena. Mm, ok. No, in realtà però questo è l'orario, per chi è della mia generazione, questo è l'orario alla Dragon Ball, cioè nel senso uno esce da scuola e si vede questo, e si vede la streaming, questa potrebbe essere la cosa interessante. Eh, Però, ok, diciamo che a me in realtà fare qualche streaming dopo cena potrebbe venire meglio, perché sapete, finisco di studiare e poi stream. Per questo vi chiedevo. Interessante.
Grazie ragazzi. Sì, sì, sì. Di più ragazzini forse, esatto, sì. Esatto. Grande Lofi. Reiki, tu non finisci mai. Io non so cosa sia Fisher Prime, però. Spiegamelo. Spiegamelo tu. Forse dopo cena. Vabbè, voi comunque ci sareste nel caso dopo cena. Lo zucchero duro deve rimanere, ragazzi. Deve rimanere. Comunque, questa partita in realtà è stata molto semplice pure. Non sta minacciando niente, peraltro il mio avversario con sta mossa. Penso perde il cavallo la mossa dopo, perché può andare soline 6 e c'è torre B, e poi torre B6 e poi anche che mangio a 4 e vado qui. Diciamo che questa partita la possiamo anche andare un attimo a rivedere, perché oggi comunque in realtà se qui non sto studiando, è come anche tu. Certo, ho capito quello che mi vuoi dire. Cioè tu dici è un orario in cui appunto non si... cioè devi fare più sacrifici, questo mi vuoi dire. Grazie GMFP. Però per me... Ah, ok. Ok, scusa dell'ignoranza. Comunque, grazie, lo apprezzo che sei qui. Eh, No, però vuol dire che ti piacciono le mie live. E io ne sono molto felice. Ehm, Comunque, il finale di pedoni è chiaramente vinto, avendo io 750 pedoni. Lo vado a vincere anche senza muovere il re questo finale. E infatti abbandonato, giustamente. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!